tutti. Oggi siamo in compagnia di Doris e Matteo della cooperativa Il Quinto Elemento e ci troviamo ad Alghero. Siamo nel parco di Porto Conte e precisamente vicino appunto a Giglio. E adesso Adriana torna in regia per controllare l'audio. Non facciamo come ieri che l'abbiamo controllato dopo 5-6 minuti, sarà tutto a posto, non ci siamo proprio dimenticate. Quindi nel frattempo mi raccomando, amici, scriveteci se sentite bene, vedete bene, eccetera, perché oggi devo dire la verità, il tempo non è proprio bellissimo. Speriamo che migliori, ma ci siamo messi in un punto abbastanza riparato. Fatemi sapere se ci sentite bene. Cosa sembra? Ancora non. Silenzio assenso, speriamo. Bene, allora nel frattempo che aspettiamo i vostri feedback sull'audio, vorrei raccontarvi prima di tutto qualcosa di cosa faremo oggi. Come al solito diamo una piccola anteprima, ma prima vorrei chiedere a Doris e Matteo, perché personalmente quando ho ricevuto la loro proposta per la puntata, a me ha colpito molto il nome della cooperativa Il Quinto Elemento, e quindi volevo iniziare da qua oggi. Facciamo una piccola variazione e chiedervi da cosa nasce questo nome. Ma allora, ci abbiamo ragionato, l'idea di Matteo, e il tema era appunto che noi siamo immersi nella natura, come vedrete, quindi un luogo dove gli elementi si sentono davvero tanto, gli elementi naturali, ma volevamo parlare del quinto elemento, che sono le persone, cioè le persone che in questa natura si immergono e qui in qualche modo ritrovano se stessi, no? E quindi per noi il quinto elemento è proprio la parte più importante del progetto, cioè le persone che vengono qua per fare un'esperienza autentica. E quindi insomma da lì è nato tutto, diciamo. Grazie. Allora, bellissimo, perché vi devo dire la verità, non gliel'avevo chiesto prima, quindi non sapevo qual era la risposta, ma sono molto felice perché è perfettamente in sintonia anche con quello che vogliamo raccontare con questo progetto. Come avete visto anche nelle scorse puntate, per chi ci ha seguito, non vogliamo raccontare la Sardegna come uno sfondo, come un luogo statico, ma vogliamo raccontare anche le persone che fanno la Sardegna. Le persone che fanno la Sardegna non sono solo i sardi, ma anche chi sceglie, chi ama la Sardegna, chi sceglie di viverci, chi sceglie di lavorarci, chi sceglie di fare un investimento anche in relazione ai propri progetti e alla propria vita. Quindi chiederei ancora a Doris o Matteo, chi vuole rispondermi, di raccontarci qualcosa in più senza rivelare troppo, perché poi ne parleremo nel corso della puntata, su questo progetto e anzi su cosa faremo oggi anche. Allora, oggi faremo un bel giro in questo splendido compendio, quindi siamo in una foresta, ma scopriremo che oltre alla natura c'è di più, quindi ci sono anche delle testimonianze storiche, andremo a vedere che cosa è rimasto dopo tanti anni e andremo a immaginare che utilizzo potranno avere questi luoghi, diciamo, in un progetto di recupero e conservazione, ma anche di innovazione. Quindi non svelo più di tanto, perché so che lo spirito è questo. Perfetto, perché ci devono guardare stasera, così li raccontiamo tutto. Io ne approfitto per dirvi che proprio questa puntata ci dà la possibilità, facciamo passare le macchine perché siamo all'ingresso del parco, ma siamo ancora vicino alla strada, come sempre on the road, quindi ogni tanto passa una macchina. Stavo dicendo, questa puntata ci dà l'occasione di parlare di un tema che a me, insomma, anche come archeologa sta molto caro, che è quello del recupero degli edifici storici, degli edifici in abbandono, anche se in questo caso parliamo di edifici storici, ma di una storia più recente rispetto a quella archeologica, ovviamente. E quindi il recupero di questo grande patrimonio anche immobiliare, spesso in abbandono, ma oggi rivitalizzato e riattualizzato con le esigenze di oggi, anche in una prospettiva sostenibile, quindi comunque orientata anche a una fruizione rispettosa dei luoghi, della loro natura e della loro storia, giusto? Sì. La Sardegna ti dà la possibilità di
fare un progetto di vita, se vuoi. Cioè, più che un progetto vero e proprio edilizio o di sviluppo, diventa proprio un progetto di vita. E se la vita la basi sul cambiare le tue abitudini, sul rallentare, sul immergerti nella natura, questo è il posto ideale. È proprio la Sardegna in sé tutta, è un luogo dove ti puoi ritrovare. Perfetto, benissimo. Allora, sono così... Le 8:06. È 06. Va bene, abbiamo ancora qualche minuto, quindi insomma vorrei approfittarne, poi ne parliamo anche nel corso della puntata, per chiedervi anche da dove nasce questa vostra idea, perché come avrete intuito, Doris e Matteo non sono sardi, quindi hanno scelto di venire a vivere e lavorare in Sardegna. Come nasce questa idea, questo progetto? Nasce da una notte di vento, nel senso che noi eravamo entrambi cittadini milanesi, nessuno di noi di Milano, diciamo i tre che si sono trasferiti qua sono di tre parti diverse d'Italia, quindi abbiamo un siciliano, un bergamasco e una romagnola, per cui rappresentiamo più o meno tre parti d'Italia. Eravamo in una notte di vento in barca a vela, non potevamo dormire perché la barca stava girando da tutte le parti e quindi ci siamo messi a consultare i vari bandi aperti con l'idea già di cambiare vita, no? Perché la vacanza è anche il momento in cui dici caspita, ma io preferisco starmene qua in mezzo al vento che non tornarmene a Milano, senza offesa per Milano che ci ha dato tante opportunità, però abbiamo detto sarebbe bello dopo tanti anni cambiare vita. Quindi abbiamo consultato i vari bandi e a un certo punto è arrivato il bando che ci ha permesso di fare questo salto, insomma. Sì, Puntagiglio era un bando del demanio, sono inserito nel bando del demanio Cammini e Percorsi. Lì era un luogo che io avevo già conosciuto perché ero stato da alberghiero un po' di anni fa, e lì abbiamo deciso che volevamo fondare una cooperativa di amici, in realtà, appassionati di sport di un certo tipo che poi scopriremo, e abbiamo fondato questa cooperativa, abbiamo partecipato al bando assieme ad altre tante realtà, c'erano addirittura un'azienda di Los Angeles, una di Parigi. Abbiamo vinto questo bando e da lì è partita tutta l'avventura. Sì. Neanche ci crediamo noi, ogni tanto dico ma che succede? Quindi sì, è possibile anche vincere dei bandi ed è possibile anche contro delle realtà internazionali se si hanno delle idee, perché poi alla fine quello che veniva premiato era appunto il tema della sostenibilità, della rifunzionalizzazione nell'ottica del turismo lento e del rispetto anche del portato culturale e naturale, quindi diciamo che e delle reti, altra cosa molto importante, quindi il fatto di fare reti con altre realtà, enti, associazioni ci ha molto aiutato, perché poi in quella fase lì chiaramente non c'era ancora un progetto esecutivo ma c'erano delle idee, no? Quindi diciamo è stata un po' la forza delle idee e della rete che ci ha portato qua. Bene, benissimo. Quindi insomma voi coraggiosamente avete scelto di mollare tutto e venire a vivere qui con questo nuovo progetto, e nel corso della puntata ci racconteranno anche a che punto siete con questo progetto e come procede, cosa prevede il progetto, ci daranno un po' di anticipazioni, quindi insomma sono veramente contenta anche di parlare di queste tematiche. Come avete visto, se ci avete seguito tutti i giorni della settimana scorsa, abbiamo avuto un tempo fantastico. Per una volta che veniamo al mare c'è brutto tempo, però sappiamo tutti che comunque Alghero, questa zona è meravigliosa, quindi sicuramente anche se oggi il mare sarà un pochino agitato e ci sarà un po' di vento, questo non inficerà sicuramente il messaggio che vogliamo dare. Chiaramente sappiamo benissimo qual è la bellezza di questi luoghi. Bene ragazzi, allora sono le 8:10 più o meno? Sì. Ok, allora prima di salutarvi vi ricordo come sempre che nel pomeriggio ci sarà una piccola anticipazione di quello che abbiamo fatto oggi, quindi con le foto, e poi alle 21:30 potrete seguire la puntata completa, 8ª puntata, ormai siamo quasi a metà del viaggio, in cui vi racconteremo tutto e insomma vi faremo vedere le immagini di questa mattinata assieme a Doris e Matteo del Quinto Elemento. E noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito. Vi ricordo che se avete domande
commenti, fateli, avviamo anche una discussione, un confronto, ci piace coinvolgervi il più possibile, quindi avere questa interazione continua con le persone che stanno seguendo il viaggio, o anche chi vuole commentare semplicemente anche solo una puntata. I vostri commenti per noi sono importantissimi, sia come spunti di riflessione per migliorare, per vedere quali sono i problemi, ma anche per darci il sostegno morale, perché svegliarsi ogni mattina prima delle 6 per essere alle 7:30 sul luogo della diretta non è sempre facile. Qualche mattina inizia a essere un pochino traumatico, quindi abbiamo bisogno del vostro supporto. E ringraziamo anche tutti coloro che ci stanno supportando anche con delle donazioni. Vi ricordo che per ogni donazione in denaro riceverete un voucher di pari valore per partecipare a qualsiasi viaggio, escursione nell'arco del 2021 insieme a me, Sardegna Sacra. Quindi grazie a tutti quelli che ci stanno supportando. Vi ricordiamo anche le t-shirt e i gadget del nostro sponsor, anche con quelle contribuite al nostro progetto, e vi diamo appuntamento a questo pomeriggio e poi a stasera per la puntata. Ciao ragazzi!